Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Partiamo con i numeri sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.183 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 351 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,60%, dato dimezzato rispetto all'11,32% di ieri. Sono inoltre 2.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 247 casi, pari all'8,24%. I decessi registrati sono 14, 2 dei quali nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive salgono a 60, mentre quelli in altri reparti a 478. Dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha rimarcato come le mutazioni del virus abbiano ormai preso il sopravvento in regione. La presenza della variante inglese, spiega Riccardi, si attesta al 63% e questo giustifica l'alta percentuale di contagi. I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quando si attestavano al 28%, dando evidenza su come la variante abbia soppiantato il virus originale. A un anno dal lockdown totale la situazione continua a essere critica, i numeri attuali sono da zona rossa e le proiezioni parlano di un'impennata nell'ex provincia di Udine, mentre invece nel Friuli occidentale la situazione tutto sommato ancora regge. I numeri del Friuli Venezia Giulia sono da zona rossa, c'è poco da discutere. Gli indicatori sul fronte Covid sono in peggioramento e le proiezioni certificano una situazione destinata ad aggravarsi, anche se con diversa intensità in regione, come spiega l'epidemiologo Giorgio Simon. L'Agenas, l'Agenzia Nazionale delle Regioni che si occupa della parte sanitaria, ha fatto anche una proiezione di cosa succede nelle prossime settimane ed ha un incremento importante su Udine, un po' meno su Gorizia, un po' meno su Trieste e un lieve incremento, stabilità sulla provincia di Pordenone. Quindi situazione assolutamente da tenere sotto controllo per quanto riguarda la provincia di Udine. RT a un passo da 1 e terapie intensive oltre il 30% spalancano a un anno dal lockdown le porte alla zona rossa. La possibilità che ci trasformiamo in zona rossa, se i dati continuano in questa maniera, francamente va detto di sì, bisogna capire se verrà fatto per l'intera regione o, considerando le differenze, verrà fatto in maniera differenziata da Udine per esempio rispetto a Pordenone. Il vaccino resta l'unica arma. Noi abbiamo usato l'81,2% a ieri delle dosi consegnate rispetto al 77% dell'Italia e siamo al 7° posto, abbiamo 42.000 persone vaccinate. Siamo anche in grado di dire con tutta tranquillità che la sicurezza dei vaccini somministrati è assoluta e che non dobbiamo preoccuparci di eventuali effetti collaterali. E sulla possibilità di utilizzare la Fiera di Pordenone come centro anti-vaccini è tutto fermo a un'ipotesi. Pordenone Fiere è pronto a ospitare le vaccinazioni, ma la regione batta un colpo e ha stretto giro di posta. Se alla Fiera di Udine l'inoculazione del vaccino anti-Covid è già una realtà, in espansione per l'arrivo di nuove scorte in aprile, nel quartiere fieristico della città sul Noncello tutto è ancora a livello di ipotesi. La Fiera ha dato oltre 2 mesi fa la propria disponibilità, ma al momento non c'è stata alcuna risposta. Noi già da gennaio, dopo aver programmato insieme al sindaco di Pordenone, che è l'azionista di riferimento, il lavoro che potevamo fare in fiera a disposizione della collettività, come abbiamo fatto per i tamponi, abbiamo programmato la possibilità di fare i vaccini all'interno di uno dei nostri padiglioni. 24 postazioni diverse, tutte naturalmente in estrema sicurezza, con un parcheggio comodissimo, con il parcheggio disabili fino all'interno per la possibilità di arrivarci nel miglior modo possibile e quindi massima disponibilità da parte nostra. Abbiamo naturalmente segnalato la nostra disponibilità alla regione e all'assessore competente, ma non abbiamo avuto per ora alcuna risposta. Un padiglione, ovvero 24 postazioni massime, che potrebbero essere utilizzate per i vaccini fino a settembre. Il resto della superficie e l'ultimo trimestre dell'anno invece sono destinati a ospitare la normale attività fieristica. E per approfittare della disponibilità di Pordenone Fiere, pronto a offrire le proprie attrezzature per approntare postazioni in qualsiasi luogo del Friuli Venezia Giulia, è necessario prendere accordi per tempo. Per la quantità, cioè 24 postazioni all'interno di un padiglione, con tutta la logistica del caso avremo bisogno di circa 4-5 giorni, ma come avevamo segnalato nell'offerta all'assessore competente, avevamo la possibilità e abbiamo la possibilità di fare una duplicazione di questo in parte o in toto in tutta la nostra regione, quindi anche negli altri siti che la regione e l'assessorato ha individuato.
Il 31esimo Fighter Wing della base USAF di Aviano, attraverso il proprio Medical Group, ha donato all'ospedale di Pordenone e al presidio ospedaliero di Sacile dispositivi di protezione individuale per un valore complessivo di circa 161.000 euro. Si tratta di 406 camici chirurgici, 1.500 mascherine pediatriche, 3.000 mascherine FFP2, 4.180 confezioni di guanti, 5.000 mascherine FFP3, 10.500 mascherine chirurgiche da destinare all'ospedale di Pordenone e appunto di Sacile. ASFO, attraverso il direttore generale Joseph Polimeni, ha ringraziato tutto il team americano. Voltiamo pagina, un caso scuote il volley Pordenone dopo un post su Facebook pubblicato dall'ex atleta Lara Lugli. Amarezza, rabbia, incredulità, sdegno. Queste le sensazioni della pallavolista Lara Lugli in forza alla SD Volley Pordenone dopo la presa di posizione della società in seguito alla sua richiesta di corresponsione dell'ultima mensilità dello stipendio. La storia, raccontata in un esplosivo post su Facebook dalla protagonista, ha suscitato immediate reazioni a livello nazionale. L'atleta, infatti, nel 2019 ha scoperto di essere incinta, comunicando alla società il suo stato. Poco dopo ha perso il bambino in seguito a un aborto spontaneo. A distanza di 2 anni, scrive nel post, vengo citata dalla società per danni in risposta al decreto ingiuntivo con cui chiedevo il pagamento dello stipendio di febbraio. L'atleta, che oggi ha 41 anni ed è tesserata per un altro club, ha reso nota la sua storia alla vigilia della festa della donna, sollevando un polverone. Laura Boldrini annuncia un'interrogazione parlamentare sul caso, mentre la senatrice PD Tatiana Rojc ha condannato un modo di pensare che non vuole diventare passato. La società pordenonese si difende sostenendo che il contratto è stato predisposto dall'atleta stessa e dal suo agente e prevedeva l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravidanza, prevedendo penali per cessazione del rapporto. Clausole da noi non esercitate. Nessuno ha citato per danni Lara Lugli. È stata la stessa atleta a chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo perché ritiene di vantare dei crediti. Ci siamo sentiti traditi, hanno commentato, e abbiamo fatto l'unica cosa possibile, difenderci avvalendoci delle clausole contrattuali predisposte da lei stessa e dal suo procuratore. Un centro massaggi di Casarsa della Delizia è stato chiuso per carenze igieniche e violazioni urbanistiche. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri e dal personale dell'azienda sanitaria. Carenze igienico-sanitarie, ma anche violazioni di carattere urbanistico ed edilizio. Questi gli esiti di un'operazione della Polizia Municipale di Casarsa della Delizia che, assieme ai carabinieri della locale stazione e al personale dell'azienda sanitaria, ha portato alla chiusura di un centro relax in via 24 maggio. Il sopralluogo ha visto impegnati anche i tecnici dell'ufficio edilizia privata del comune e il nucleo ispettorato del lavoro. Nel corso del sopralluogo è stato anche verificato il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19. L'esito dell'operazione e le verifiche effettuate hanno comportato, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura dell'attività per 5 giorni. Le carenze igienico-sanitarie sono ora al vaglio delle autorità competenti per l'assunzione di ulteriori provvedimenti. Il sindaco Lavinia Clarotto e il comandante della municipale, Donato Perrone, hanno sottolineato la sinergia e la collaborazione tra gli enti e le autorità deputate al controllo del territorio, che hanno portato all'individuazione delle violazioni del centro relax. E ora ci spostiamo a Porcia a fare il punto sui contagi e anche sull'attività dell'amministrazione. È il sindaco Marco Sartini. A Porcia la situazione da Covid è in questo momento stabile, siamo scesi fino a 35 nel mese di febbraio e adesso nel mese di marzo siamo in leggera risalita fino a 45 persone positive. Il comune in questi mesi non è mai stato fermo, stiamo organizzando in questo periodo un concorso per l'assunzione del nuovo comandante di polizia locale. Contiamo di partire con le fasi di esami nel mese di maggio per poi andare ad assumere il nuovo comandante nel mese di giugno, che avrà un comando di 10 agenti complessivi. Poi stiamo lavorando sulle 2 rotonde sulla strada statale 13, se ne accorgeranno tutti i lavoratori e ci vorranno ancora alcuni mesi prima di finire quelle opere, che poi renderanno un traffico più fluido su un tratto molto congestionato come è quello della strada statale 13. A monte della strada statale stiamo lavorando su una pista ciclabile che collega la strada statale verso Roveredo, su una strada che si chiama proprio via Roveredo, e poi stiamo lavorando su molti progetti di restauro architettonico all'interno di un ambito che è l'ambito storico architettonico di Villa Correr Dolfin, perché dobbiamo restaurare diversi immobili, tra cui anche il corpo centrale della villa, e contiamo nel 2021 di partire con una prima fase di restauro molto importante. Quella villa ha circa 2000 metri quadrati di affreschi. Il primo intervento riguarderà proprio la messa in sicurezza di quegli affreschi.
Chiudiamo con lo sport. Clout si è addobbato con i tricolori, un grande grazie per accogliere il rientro a casa di Mara Martini, fresca campionessa del mondo nella staffetta di sci alpinismo. L'abbraccio di Clout le resterà a lungo addosso. Tricolori, striscioni, foto e un grande grazie addobbano il paese. Mara Martini, fresca campionessa del mondo nella staffetta di sci alpinismo ai mondiali del Principato di Andorra e bronzo nello sprint, si gode le 2 medaglie al collo, quella d'oro conquistata da ultima frazionista con le compagne Ilaria Veronese e Alba De Silvestro. Mi fa piacere che tutto il paese mi ha accolto e che mi è stato vicino, mi ha fatto il tifo anche da lontano e sono veramente contenta. Era da tanto tempo che volevo una medaglia nella sprint, che è un po' la mia specialità preferita, quella in cui vado meglio. Non pensavo di riuscirci proprio nell'appuntamento più importante della stagione, i mondiali. Il giorno dopo è arrivata la medaglia più bella, quella d'oro, è stata un'emozione fortissima. Tempo di gustarsi l'abbraccio virtuale dei clautani e via di nuovo a gareggiare. Domani si parte per la Francia, i mondiali in realtà non sono ancora finiti, c'è la gara a coppie, anche quella è una gara molto importante. Correrò con Ilaria Veronese, una ragazza piemontese che ha fatto con me la staffetta assieme a Alba. Siamo motivate e pronte per correre questo mondiale a coppie in Francia. Era questa la nostra ultima notizia per stasera, l'appuntamento con il telegiornale di Pordenone per domani sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.